Le religioni non possono rinunciare al compito urgente di costruire ponti fra popoli e culture. In occasione del 6° anniversario dalla firma del documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e convivenza comune, siglato il 4 febbraio 2019 da Papa Francesco e dal grande imam Al-Azhar Ahmad Al-Taib, il Tigullio ricorda i propri fratelli musulmani in cerca di un luogo di preghiera. Di questa mano ce la sta dando la Chiesa. E senza di loro non abbiamo trovato niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo cercando da un bel po', non abbiamo trovato niente. Con l'appoggio della Chiesa speriamo di trovare qualcosa di meglio, qualcosa di fisso, che sia nostro, visto che siamo qua da decenni. La nostra presenza non è mai stata un pericolo, ma può essere anche un arricchimento. I principi di compassione e solidarietà umana racchiusi nel documento di Abu Dhabi hanno spinto la comunità cattolica locale a sostenere quella musulmana nella ricerca di uno spazio adeguato che sia per loro luogo di culto e incontro. Su questa necessità che abbiamo raccolto dalla comunità musulmana, con cui abbiamo da tempo anche molti rapporti di amicizia, quella di trovare appunto uno spazio per poter pregare. Ecco, ci sembra che valorizzare un po' la dimensione spirituale dei credenti, anche di altre religioni, sia intanto una cosa che vale di per sé, ma poi anche, come dire, abbia risvolti decisamente positivi anche circa la convivenza e la pace per tutti. Per ricordare l'esigenza della comunità, Don Gian Emanuele Muratore, parroco delle parrocchie di Riva, San Bartolomeo e Trigoso, ha consegnato insieme all'imam di Sestri una lettera ai sindaci e alla cittadinanza dei comuni di Castiglione Chiavarese, Moneglia, Casarza Ligure e Sestri Levante. Al suo interno viene sottolineato come la ricerca di un luogo di culto per la comunità musulmana non sia solo un'esigenza spirituale, ma anche un simbolo tangibile di inclusione. È un'esigenza che la comunità musulmana ormai da tempo sul territorio e in crescita ha. Quindi si tratta di una comunità che è una realtà che ha questa esigenza, dobbiamo prenderne atto. Certamente questa richiesta più che legittima va nella direzione di una sempre più ampia integrazione, condivisione di valori